Dicevo, questa trasmissione nasceva da un incontro una mattina con l'onorevole Sergio Berlato, che sull'Abruzzo voleva aggiungere qualcosa. Sì, abbiamo concordato una serie di iniziative. L'assessore Donazzan, come è stato ricordato, si è immediatamente attivata, essendo assessore regionale anche alla protezione civile. Abbiamo visto in sovraimpressione anche i riferimenti bancari. Voglio ricordare che ci siamo mobilitati. Io ho chiamato raccolta nelle ore immediatamente successive al sisma. Ho chiamato a raccolta tutti i incassatori d'Italia per mobilitarli per un gesto di concreta solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite. Per chi volesse, non è pubblicità, ma unicamente perché abbiamo trovato assieme a tutti, parliamo di Facebook, parliamo di internet. Anche perché ricordiamo che la trasmissione è visibile in internet, in streaming, quindi ci seguono magari anche da un po' tutta l'Italia. In collaborazione con i principali siti internet di settore che capitano attorno al mondo venatorio, abbiamo attivato una raccolta fondi. Basta unicamente entrare nel mio sito internet www.sergioberlato.it, c'è la possibilità di avere tutti gli elementi per poter contribuire concretamente a dare una risposta immediata alle esigenze di quelle popolazioni. Quindi ecco, su questo, anche se parleremo di una posizione contrapposta per quanto riguarda l'attività venatoria, credo sia importante dimostrare che quando si tratta di attivarsi per delle cose serie e concrete non c'è differenza tra appartenenti a questa o quell'altra fazione o questa o quell'altra organizzazione. Su questo quindi ci siamo trovati, quindi coloro che vanno a dare il loro aiuto sul territorio colpito dal sisma avranno anche la possibilità di poter attingere concretamente a queste somme che sono state raccolte e continuano ad essere raccolte attraverso questi siti internet attivati dai calciatori.